Ben ritrovati dalla redazione. Il traffico si impalla a metà di via Carducci, deviato dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, mentre centinaia di manifestanti denunciano il dramma della guerra in Medio Oriente e chiedono al microfono Free Palestine. In testa al corteo ieri ragazzi afghani e pakistani, migranti della rotta balcanica che stringono tra le mani indumenti insanguinati che narrano disgrazie e miserie nella striscia di Gaza e fanno tremare in centro Trieste i colori delle bandiere della Palestina e della pace illuminate dalle sirene azzurre delle camionette della polizia. Auto e motorini si sono incollati intanto dietro l'ampio striscione bianco con scritto "Fermiamo il genocidio", mentre il riverbero delle casse ha invaso strade, bar e negozi addobbati a festa. Sono oltre 1000 le firme raccolte in questi giorni dal Comitato Nuovo Via, che continua nella sua battaglia contro l'opera voluta dal Comune a darne notizia. Lo stesso sodalizio in una nota stampa. Anche questo fine settimana si può firmare la petizione da spedire a Bruxelles al Parlamento europeo, scrivono, per chiedere di bloccare il progetto dell'Ovovia. Cambiamo argomento. L'urgenza è trovare una soluzione immediata per ovviare al problema della frana di Passo Montecroce. È un problema importantissimo perché si blocca una viabilità internazionale. Si sta aprendo un dialogo con la Carinzia per trovare la soluzione migliore. Lo ha scritto in una nota il vicepresidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Stefano Mazzolini, riferendosi alla frana di Passo Montecroce caduta alcuni giorni fa e che ha bloccato la strada che conduce al confine con l'Austria. L'amministrazione degli ultimi mandati di Paluzza, del PD, di Mentille e Scrignaro aveva sterilizzato i rapporti con la Carinzia. La vallata dell'Alto But sta morendo per le loro scelte, per l'immobilismo amministrativo con cui hanno condotto il loro lavoro, è scritto nella nota. Le chiacchiere che stanno facendo questi giorni i signori lasciano il tempo che trovano, bisogna risolvere la situazione e iniziare a ragionare sul futuro del collegamento transfrontaliero che da Timau arriva in Austria. Lo sport è forte impegno e sacrificio, ma anche piacere. Tanti ragazzi che provengono da tante parti d'Italia alla Tisana questo fine settimana hanno modo di celebrare l'agonismo, ma anche di coglierne gli aspetti divertenti, oltre quindi ad augurare a tutti gli atleti buona coppa. La Regione Friuli Venezia Giulia testimonia anche la gratitudine agli organizzatori per aver la Tisana come sede dell'ultimo evento federale della stagione agonistica 2023. Lo ha affermato il vicegovernatore assessore allo sport Mario Anzil, portando il saluto della Regione alla cerimonia di apertura della 20ª edizione per la Coppa Italia Centri Giovanili, che si disputa fino ad oggi al Palazzetto dello Sport di Latisana. Sport calcio, al Tognon di Fontanafredda l'Unione continua con l'Emplain, la quinta vittoria 2-1 su 5 gare disputate nel Pordenonese, forse la più sofferta perché la Giana ha dimostrato tutta la sua vivacità e la Triestina un po' a corto di birra. Ci pensa Adorante con una doppietta a fare il Lescano, trovando il guizzo vincente a una manciata di minuti dal triplice fischio. Tesseri in avvio ha rischiato facendo rifiatare alcuni titolari per giocarsi il tutto per tutto nella seconda parte di gara. Il mister anche stavolta ha avuto ragione. L'Unione non perde terreno da Padova e Mantova. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per questa domenica. Al mattino possibili ancora precipitazioni deboli e sparse sulla costa e su zone orientali, probabili precipitazioni deboli e moderate più continue e forse fino a metà mattinata sulla zona sudorientale della regione. Neve sui 500 metri circa, in mattinata ampio miglioramento con cielo in genere sereno o poco nuvoloso, dalla sera possibili nebbie. Temperature massime in pianura fra 8 e 10, sulla costa fra 9 e 11 gradi centigradi. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione del nord-est. Grazie per averci seguito. A più tardi.